Ed eccoci qua, salve e ben ritrovati in questo nuovo oroscopo di martedì 21 aprile 2020, segno per segno. Prima di andare con la lettura dell'oroscopo volevo raccomandare a tutti voi nuovi visitatori di questo mio canale di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Lo dico sempre, in modo tale che quando io vado a pubblicare un nuovo video non c'è il rischio che ve lo perdete, va bene? Vi arriverà la notifica. E andiamo con l'Ariete. State vivendo un buon periodo con la persona amata e le discussioni sembrano un lontano ricordo, quindi finalmente è tornata la pace tra di voi quest'oggi. Ritroverete la fiducia e quel sentimento speciale che credevate di aver perso. I single potranno trasformare un'amicizia in un legame solido, quindi anche voi single in questa giornata del giorno 21 potete avere la gioia di trasformare un bellissimo legame, ok? Toro, nuove emozioni per chi è in coppia e ha deciso di ufficializzare un rapporto. Venere protegge le relazioni a lungo termine e favorisce l'intesa. I single saranno portati a riflettere un proprio futuro sentimentale. Qualcuno potrebbe dare importanza ad una conoscenza. Quindi voi delle coppie, in coppie potete avere modo di sperimentare nuove emozioni quest'oggi, mentre per i single qualcuno potrebbe dare una certa importanza a una nuova conoscenza, quindi mettere un pochettino a fuoco su questa conoscenza. I gemelli, periodo d'oro per i gemelli che vogliono ritrovare l'amore. La sintonia nelle coppie ritornerà finalmente, ma sarà veramente dura riconquistarla. Quindi in questa giornata ci sarà delle belle soddisfazioni, però dovete lavorarci molto per riconquistare il vostro amore interiore. Venere è in splendido aspetto per i single, meglio sfruttare questo periodo per svagarsi, quindi svagatevi quest'oggi, prendete questa giornata un po' con filosofia diversa dal solito, dalla normalità. Cancro, vi aspetto una giornata ricca di emozioni e di sensualità, da vivere mano nella mano con il partner. L'affiatamento sarà alle stelle e crescerà grande complicità. I single avranno ottime chance per vivere una serata romantica. Quindi voi siete singoli, vivrete una serata nel romanticismo, serata favolosa, giornata bellissima sotto l'aspetto sentimentale, ci saranno nuove chance, mentre per le coppie emozione e sensualità saranno all'avanguardia oggi. Leone, state attraversando un momento delicato nella vita sentimentale, tuttavia chi è certo dei propri sentimenti vuol dire che avrà superato la crisi, quindi è un momento delicato dove vi sfugge tutto dalle mani, quindi momenti di insicurezza sentimentale dove vi mancano coccole, affetto e tanta passione. I single riusciranno a stringere nuove amicizie ma avranno poca voglia di impegnarsi, quindi giornata un po' fastidiosa, state sulle vostre, svogliati e senza voglia di impegnarsi più di tanto, va bene? Vergine, l'oroscopo annuncia un periodo gratificante per le coppie, che potranno prendere decisioni importanti, in grado di cambiare il vostro futuro.
In arrivo cambiamenti anche per i cuori solitari, che potranno contare su colpi di fulmine. Quindi mentre per le coppie sarà un periodo gratificante, un periodo che potete prendere decisioni importanti per quanto riguarda poi il futuro, e così invece i single avranno, diciamo, colpi di fulmine, quindi ci saranno momenti fatali da prendere in considerazione. Bilancia, cercate di aprirvi più all'amore e mettere più impegno nel rapporto con gli altri. Siate più dolci e sappiate regalare sorrisi, non fate i pigri, cercate di regalare sorrisi, di essere più coccolose, più armoniose, più partecipante. Oggi la vostra mente tornerà indietro nel tempo a ricordare vecchi amori mai dimenticati. I single potranno invece accorgersi di provare interesse per una nuova persona vicina, quindi una persona che ci avevate tolto il pensiero vi torna in mente e quindi vi scoppia un po' il cuore nei sentimenti verso questa persona. Scorpione, anche oggi sarà una giornata molto fortunata, i vostri rapporti con gli altri saranno illuminati da un sole particolarmente luminoso. Non vi resta che approfittarne. Anche i single potranno godere di questa fortuna, avrete novità, vantaggi e alcuni incontri, quindi avrete incontri nuovi e avrete tanti vantaggi diciamo sul cammino sentimentale, mentre le coppie avranno una giornata fortunata nei rapporti di coppia e saranno illuminate particolarmente da ricordi e rimetterli in moto. Ok? Sagittario, oggi non lasciate sfuggire tutte le occasioni per ribadire i contatti con una persona che conta molto più di quanto pensate. Quindi mettete a fuoco la vostra mente e badate bene, perché potete ristabilire questo bellissimo rapporto che ci avevate tolto, diciamo, come dire, il pensiero. Se siete single, mettete le vostre esperienze in questa giornata che per molti versi sarà fortunata, quindi per voi single giornata molto fortunata, prendetela al cuore. Capricorno, se siete scontenti nell'ultimo periodo in fatto d'amore, sappiate che da oggi potrebbero esserci delle potenziali occasioni per ribaltare la situazione. Quindi mettete tutto l'impegno, perché potete capovolgere la situazione in male, in bene. I single oggi potranno ottenere finalmente un po' di soddisfazione nella loro vita. Quindi per voi single che avevate perso la speranza, finalmente un po' di soddisfazione, quindi impegnatevi anche voi. Acquario, ciò che inizierete in questo periodo sarà fortunato e presto, dico presto, ne avrete grandi benefici. Cercate solo di restare sempre voi stessi. Giornata opaca per la maggior parte dei single. Sarà difficile trovare i giusti equilibri e un modo diverso di imprimersi. Quindi per voi single un po' una giornata un po' difficile, non sapete nemmeno voi cosa volete oggi, state proprio confusi con le idee. Mentre per le coppie sarà un periodo molto fortunato e presto avrete dei benefici, quindi auguroni a voi dell'Acquario, per voi coppie. E infine il segno dei pesci, ascoltate di più chi vi sta accanto con sincerità, lo fa con sincerità, non lasciatevi fuorviare dai consigli non proprio disinteressati di persone poco sincere di cui vi dovreste liberare, perché sono persone false, vi danno cattivi consigli solo per gelosia nei vostri riguardi. Per i single potrebbe esserci buone notizie in amore, possibili incontri fatali, quindi per voi single finalmente ci saranno nuovi incontri ma fatali. E così era l'oroscopo
del giorno martedì 21 aprile 2020. Allora amici, ripeto sempre, iscrivetevi a questo mio canale, attivate la campanella delle notifiche per avere la notifica per un nuovo video ed se avete bisogno di me, i miei numeri li trovate nello scrollo, qui nello scrollo, per consulenze in privato riservatamente, per chiedermi per ritorni e legamenti d'amore, perché mi occupo anche di questo, e quindi chiamandomi in privato mi raccontate la vostra storia e io vi dico quello che si può fare per intervenire esotericamente. Allora a tutti voi, a risentirci a domani per il nuovo oroscopo, vi do un bacio forte forte, come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi. Ciao, a risentirci a tutti.